Tocca a me oggi l'onore di presentare dal Teatro Pirandello il cast di Arritmia, questo film produzione messicano-siciliana che verrà girato in parte anche ad Agrigento ed è un onore per noi avere questo film internazionale girato ad Agrigento. Questa è una parte del cast, lui è Gibran Bazan, il regista. Ciao Gibran. Ciao, ciao. ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionado de estar aquí en Sicilia y en Italia. Non c'è bisogno che ve lo traduco. Lei è una delle due attrici messicane? Ciao, io sono Yolotl. Yolotl, un nome difficile, eh? Ti piace Agrigento? Ah, mi piace molto, è bellissimo. Anche tu non scherzi, eh? Ah, grazie mille. Lei è Brigitte? Brigitte, io mi chiamo Brigitte. Io sono messicana e mi piace Agrigento anche. Lui è Fernando, che fa la parte principale, lui è Carlo. Bella Agrigento, bellissima, siamo qua per fare questo film e speriamo che vi piaccia e la storia è bellissima, quindi vi aspettiamo nelle sale cinematografiche. Lui è Pietro. Pietro, Agrigento, bellissimo. Lui è Raffaele, che lui non è di Agrigento. Io vengo invece dal Canada, perché parlo poco italiano, Okay, però sono molto emozionato, scusate. Okay. Lui è uno dei musicisti che compariranno anche nel film, farà un concerto. Ciao, sono Raffaele. Lui è straniero, è di Siracusa. Sì, ecco. Lei è Patrizia? Io sono di Siracusa, ormai convertita messicana. Io sono Abril, sono la sua compagna di scena. La compagna di scena di Carlo, cioè di Fernando. E adesso abbiamo qui la mia figliastra, nonché, insomma, non posso dirvi nulla, che è Valentina Buzzurro, grande promessa del cinema messicano, origini ovviamente agrigentine, figlia del mio grandissimo amico Giovanni. Ciao, io faccio il personaggio di Ada in questo film che spero che vi piaccia moltissimo perché la storia è molto bella. E la sua figliastra pure è la figlia di lui. No dirlo questo che sennò sveliamo troppo. Insomma, io ti ringrazio TVA di questa opportunità che ci dà di metterci così, di confrontarci con voi, e questa è una terra di grandi risorse, talmente grande che vengono dal Messico a girare film. Udite gente, udite!